Ladri scatenati in Riviera del Brenta. Negli ultimi giorni sono state prese d'assalto parecchie auto parcheggiate ad Oriago e a Mirataglio. Finestrini rotti, portiere forzate, parabrezza sfondati e in un caso, ad un SUV, sono stati portati via tutti e 4 gli pneumatici. Il proprietario l'ha trovato poggiato a dei mattoni. I cittadini chiedono più controlli, alcuni si sono già organizzati in gruppi di sorveglianza. Dal Pinturicchio al Pibe de Oro, dopo l'estate di Alex Del Piero, Jesolo prepara il gran botto, punta cioè ad ospitare niente meno che Diego Armando Maradona. Al campione argentino potrebbe essere intitolato un tratto del lungomare delle stelle, come è stato per Del Piero. L'arrivo di Maradona darebbe un impulso enorme alla stagione estiva jesolana, ma chissà a che prezzo. Mentre Caritas e Comune di Treviso si affannano per dare assistenza ai 40 profughi ospitati in sala parrocchiale a Paderno di Ponzano, il piano di accoglienza per i prossimi mesi è in alto mare. Il progetto era di trasferire i profughi nel capannone delle Fiere di Treviso, ma sull'edificio pesa la dichiarazione di inagibilità. Intanto Paderno si divide fra solidarietà e mugugni. Accattone vestito di stracci ma con in tasca carta di credito e cellulare ultralusso. Il giovane di nazionalità romena è stato pizzicato dai vigili mentre chiedeva la carità alle auto in coda a un semaforo di Treviso. Portato in caserma, il telefonino squillava continuamente. Lo cercava l'autista che l'aveva scaricato in strada, a riprova che esiste un vero e proprio racket dei mendicanti. Aule studio aperte anche la sera, common rooms dove socializzare al pari degli altri paesi europei, wifi gratuita in tutte le sedi, 7 appelli per ogni anno accademico. Sono soltanto alcuni tra le decine e decine di punti della Carta dei diritti e dei doveri degli studenti del BO di Padova. Già approvato dal Consiglio degli studenti, il documento deve passare ora al Senato accademico. Ladro gentiluomo, rapina e chiede scusa giustificandosi: ho bisogno di soldi. L'agguato è avvenuto al bancomat Carive a Sant'Angelo di Piove. Vittima una ragazza che aveva appena effettuato un prelievo allo sportello, 50 euro. Si è vista puntare addosso una pistola palesemente giocattolo mentre l'uomo le diceva: scusami, ma ne ho davvero bisogno.